L'Università di Catania, attraverso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, in collaborazione con la Diocesi di Catania e l'Istituto di Formazione all'Impegno Sociale e Politico Sant'Agata per Catania, promosso da Sua Eccellenza Monsignor Renna, hanno inteso soffermarsi su questo quesito. Ce ne sono 5 nel prossimo referendum dell'8-9 di giugno, più strettamente legato ai temi della cittadinanza rispetto agli altri quesiti che sono legati ai temi del lavoro. Cittadinanza evidentemente con riferimento alla possibilità che l'acquisizione della cittadinanza italiana per cittadini e cittadine straniere dipenda da un tempo d'attesa che non è più di 10 anni ma di 5, qualora vinca il sì, diversamente rimarranno 10 anni. L'intento del pomeriggio di oggi non è certo quello di dare un indirizzo di voto, ma evidentemente di riflettere intanto sullo strumento del referendum e nel caso specifico su un referendum che riguarda evidentemente una trasformazione in senso multietnico della nostra società e quindi prendere atto anche del fatto che comunque alcune misure legislative, dopo 30 anni, poco più da quel famoso 1991, quando arrivarono in 20.000 albanesi a Bari, il nostro paese si dota il più possibile di un modello di accoglienza e di inclusione, a questo punto bisogna andare oltre l'accoglienza, che sia rispettoso evidentemente di queste trasformazioni, di questo mutamento sociale. Basti pensare soltanto al fatto che nelle nostre scuole abbiamo quasi 1 milione ormai di giovani che sono di origine straniera, ma o sono nate in Italia o ci sono arrivati giovanissimi. Quindi ecco, su questi temi, ma principalmente evidentemente sul quesito referendario che ruota intorno a questi temi, si incentra il pomeriggio di oggi.